Ciao a tutti, oggi faccio questo video brevissimo dove vi spiego come faccio a coprire questi brufoloni che ormai sono lì da circa un mese e mezzo. Ho già fatto le sopracciglia, sono venute piuttosto strong, molto forti, però abbiate pietà, la mia casa è ancora in queste condizioni. Non ho ancora le porte e ci sono tutti gli scatoloni ancora ammucchiati in giro, quindi non riesco a trovare le cose che mi servono e mi accontento un po' di quello che trovo qua e là. Non ho proprio, non so dove siano tutte queste cose di make up. Quando ho fatto il trasloco avrei potuto mettere la targa per tutto su tutti gli scatoloni. In parte l'ho fatto, però eravamo un po' di fretta, quindi siamo ammassati così e devo cercare di capire come arrivarci. Comunque, chiusa parentesi, ho fatto le sopracciglia con quello che mi è capitato e ho sotto mano il brow liner di Mesauda Ebony e ho utilizzato anche come base, che praticamente è la parte più morbida qui all'inizio, una matita Eyebrow Styler 10 Dark Blonde di marca Cien, è quella che trovate da Lidl praticamente. Mi ricordo che una volta ho preso un po' di trucchi lì, volevo farvi un video, ma poi passato il tempo, passata la festa, quindi non ho fatto più niente, però mi sono trovata bene. Volevo dire sta cosa perché abbastanza valida questa matitina, non so quanto costi, penso poco, però insomma. Senza deviazioni, adesso faccio partire la musica dal computer, in genere la metto nella produzione, però non c'ho voglia, e quindi la faccio partire qua. Musica un po' jam, giusto per farci compagnia, e vado a fare questo make up velocissimo, giusto per capire come coprire questa roba qui. Volevo farvi vedere da vicino come sono combinata. Avevo messo tipo qualche video su Instagram un po' di tempo fa, mi era stato detto ma sono due, tipo una foto, sono due brufoli messi in croce. Raga, è un mese e mezzo che va avanti così e adesso la situazione, cioè tipo si calma, poi si infiamma di nuovo e non so che diavolo è. Comunque parto col fondotinta, sto usando questo qua di Nabla Close Up, ne uso una minimissima quantità, giusto per far capire che questo è L35, non so nemmeno se è tanto scuro per me. Negli ultimi tempi mi sono schiarita un pochino, forse perché metto protezione, quindi divento più... Allora, premetto che non ho trovato lo specchio, raga, quindi vado con questo qua della palette di Nabla che mi sono trovata. Magari non sarò precisissima, ma almeno vi mostro. Vabbè, un fondo di base così, leggero. Partita un pezzo di spugna, ma vabbè. L'unica che ho trovato, quindi un po' vecchia, ma l'ho pulita, l'ho disinfettata, l'ho pulita e poi la sto usando solo adesso che non so che cosa stavo a dire, raga. Comunque un goccino sulla fronte. Allora, correttori che ho trovato sotto mano. Ho il cream beige Nabla Close Up oppure il Fit Me di Maybelline e non riesco a capire qual è quello più chiaro. Forse il Fit Me di Maybelline, quindi vado con questo. Anzi, c'era questo nuovo che mi è arrivato nella box di Catrice, della box PR, Instant Awake Concealer Anti-Wrinkle, grazie, ed è Neutral Light. Vediamo come va, stile quello Maybelline che mi piace un sacco, anti-age. Vado. Dio, chiarissimo. Ok, forse voglio stare tranquilli perché è proprio chiaro. Vediamo come reagisce, se è molto coprente o meno. Ok, dai, pensavo molto più chiaro. In realtà, non essendo super coprentissimo, va più che bene. Bello, super luminous. No, scusate, ma mi fisso, sembra che ho dormito più del dovuto e adoro. Tra l'altro, raga, in questi giorni mi vengono a mettere le porte così non vedrete più questo obbrobrio qui.
Questa comunque è la luce dell'aria cucina che adoro! Troppo bella, bella luminosa, ma ci sta. Allora, adesso con questo qua Fit Me, cosa faccio? Vado a puntinare sopra questi brufolozzi. In questi casi in realtà io cercherei di utilizzare un correttore più cremoso, cioè più consistente, però solo, capito, così come sto facendo, puntinato dove serve. Però vabbè, mi sono trovata questo sotto mano, ogni correttore è buono in questo momento. Capito, cioè proprio anche sotto al mento, sul collo, raga, non lo so, sembra una scolapasta. E adesso cosa faccio? Vado a picchiettarci sempre con la spugnetta, appunto non a strisciare ma a picchiettare. Poi strisciate solo la parte esterna, no? Cioè dove c'è da picchiettare, dove c'è da coprire picchiettate, dove c'è da avere meno coprenza strisciate. Quindi ecco, vedete che già di qua ho migliorato moltissimo. Lo so che non sempre possiamo fare questa cosa, questo è per avere, diciamo, il risultato più naturale possibile. L'unica cosa che dovete fare se amate il full glam è mettere il fondo un pochino più spesso, diciamo un po' più pesante, e poi dopo proseguite sempre con la stessa tecnica, perché tra l'altro anche se vi piace il full glam però poi concentrate il prodotto tantissimo sui brufoli, il problema è che li mostra di più, questo dico. Quindi fatevi un bel full glam con il fondotinta e poi puntinate sempre i brufoli. Un po' di prodotto pure sul collo che è sempre molto più chiaro del mio viso. Dio, mi sto sporcando la maglia sicuro. Poi ci vuole un altro goccino di correttore agli occhi, perché questo qua era bello ma un po' poco, va molto meglio. Io sto lasciando intanto asciugare i capelli in maniera naturale, fa talmente caldo che non ho voglia nemmeno di pensare a prendere il phon, quindi va già molto meglio. Adesso devo andare a fissare. Io prendo la cipria di Mesauda che si chiama Celestial Veil ed è nel colore Translucent Light. Prendo un pennello piccolo per il contorno occhi, anzi questo qua di Nabla che adoro, il Precision Powder Brush. Adoro come questa cipria mi dà l'opacità che mi serve ma senza accumulare prodotto. Per la parte dei brufoli, prima passo leggermente con un pennello, poi per fissare bene mi occorre per forza di cose la spugnetta, quindi solo in quei punti lì. Lasciate giusto qualche minuto e poi portate via. Vabbè, mi faccio un make up leggero sugli occhi, giusto per, ma veramente una roba minimal. Piegaciglia in questo caos non ne ho trovati, quindi vado di
dita. Se vi ricordate, questa tecnica l'ho utilizzata anche in un altro video in cui vi spiego come applicare il mascara in modo da avere il massimo dalle vostre ciglia. Se volete ve lo metto in elenco, così ci andate a dare un'occhiata. E poi utilizzo uno dei miei mascara preferiti degli ultimi tempi, che è Lush Princess di Essence. Comunque volevo far vedere, guardate come si alzano quando spingete con il calore delle dita. Pazzesco. Adoro. Poi prendo, come si chiama? Filmstar Bronze and Glow di Charlotte, raga. Questa ha una storia, questa palette. Tra l'altro è una delle mie preferite, ma come potete vedere è rotta perché in un impeto da rabbia acuta, mentre litigavo con Luciano, non mi vergogno, non è vero, mi vergogno a dire che gliel'ho tirata dietro e quindi si è rotto tutto. Oddio, non si fa. Va bene. Fortuna che ovviamente, cioè non è che io l'ho tirata addosso a lui, l'ho lanciata in un impeto di rabbia. E vabbè, lasciamo stare. Comunque tiro via la polvere. Vado veloce, però il pennello si appoggia proprio a malapena, proprio per evitare di rovinare il lavoro che abbiamo fatto. Poi, adesso sì che posso mettere, se no facevo un casino, adesso posso mettere un po' di bronzer. Passo anche sul naso, soprattutto adesso che è estate, che sembra che ti sei abbronzata, anche se non è così. Sulla fronte cascasse il mondo, ma sempre proprio vado anche nei capelli. Se volete metterlo anche alla parte, diciamo, problematica, state attenti a non strusciare troppo. Io mi vado a tagliare proprio. Cercate sempre anche di sfumare qui, altrimenti sembra che avete la barba. Così, senza vedere. Tanto. Dove vuoi che vada sto pennello? Non ho blush in realtà, quindi vado a prendere un po' di colorini dalla Dreamy Palette a caso. Oddio. E li utilizzo come blush. Oddio, devo sfumare. Comunque a me il blush piace un sacco, dà proprio quell'idea di sano, vivo, bello. E poi lo metto, ma che ne so, lo metto un po' ovunque. Come illuminante utilizzo questo qua di Nabla Ozone Skin Glazing. Sì, vabbè, cioè mi volevo guardare qui dentro pensando che ci fosse lo specchio. Partita io. Adoro. Quando ci passate la mano si amalgama benissimo al resto del trucco. Però se lo volete spam, sbadabam, lo lasciate così, altrimenti ditino, ecco qua, fa subito effetto pelle, diciamo. Anche qua, io non vado sulla punta che se no mi parte. E poi una cosa a cui non posso rinunciare è la matita labbra. Sì, dai, mettiamo la Spice, che è bella strong, dura, bella scura, però abbiamo fatto tutto il resto soft, quindi ci sta. Ho beccato l'unico temperamatite di merda. Cioè, ma puoi? Ecco, 3 ore per trovare un temperamatite, alla fine ce l'ho fatta.
outline sempre nella vita, mi raccomando. Dopodiché ci metto Allusive di Nabla, ed infine, per dare un tocco di luce, il Creme de Nude di MAC qui al centro. E questo è il tutorial finito. Come vedete i brufoletti sono minimizzati, ovviamente il volume non può sparire, però sparisce un po' il colore rosso. E questo è il make up, diciamo, minimal che io faccio adesso, onestamente non tutti i giorni, ma insomma appena esco di casa e ho voglia, perché non sempre ho voglia, questo è il make up che faccio. Spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima.